Benvenuti allo studio del venerdì. Stiamo esaminando il libro degli Atti e questa sera saremo nell'ultima parte del libro degli Atti, che partirà dal capitolo 21 fino al 28. È una sezione del noi. Perché il noi? Perché Luca, l'autore del libro, si lascia coinvolgere nella narrazione. Ora il viaggio di Paolo va verso Gerusalemme. La vita di Paolo, per rivelazione dello Spirito Santo, sarebbe stata messa in pericolo una volta giunto a Gerusalemme. E quindi Luca non solo narra, racconta i dettagli, ma è anche preoccupato. Parleremo dei rischi e se siamo disposti a metterci in gioco qualora sia il Signore a chiedercelo. La fede è una fede anche militante e ci coinvolge in situazioni anche complicate. L'unità presenta l'itinerario del viaggio con brevi note sulle visite a Tiro e a Cesarea. Il viaggio nella città di Tiro è rapidamente trattato in pochi versetti. Seguiranno poi maggiori dettagli del viaggio successivo, quello a Cesarea. Infine, Gerusalemme, picchiato, arrestato. Infine, una memoria difensiva da esprimere al popolo. Paolo è un giudeo tra giudei non compreso, anzi, posto in una situazione di pericolo di vita. A Cesarea Paolo avrebbe incontrato Filippo e le sue 4 figlie non sposate, che sono profetesse. Qui Paolo viene avvertito dei pericoli che dovrà affrontare a Gerusalemme. Pericoli che è pronto anche a viverli. Così l'unità si prepara per la sezione finale degli Atti, dove Paolo verrà arrestato a Gerusalemme e portato a Roma. Paolo è pronto per quello che gli aspetta. Non è una crociera il suo viaggio. Siamo all'interno del terzo viaggio missionario, anzi la narrazione documenta come lo Spirito Santo abbia rivelato a più collaboratori, donne e uomini, che la vita di Paolo sarebbe stata posta in serio pericolo e come si sono preoccupati anche per dirglielo. Anzi, cercarono anche di persuaderlo. Ripensaci, rimani qui ancora con noi, non andare a Gerusalemme. Domenica parlavamo di vivere delle vite che fanno la differenza. Bene, questa sera impareremo a conoscere un personaggio che fa la differenza. Lo zelo per il Signore lascia vedere che crea turbamento, è un concetto più volte ripetuto. L'indifferenza o il lasciare le cose come stanno libera le coscienze al fine di non essere rimproverate. Ogni volta che qualcuno interviene in questa falsa calma, cercando di riaffermare un cristianesimo vero ed autentico, anche le autorità sono chiamate in causa per garantire che rimanga così tutto com'è. Una fede genuina e devota viene vista invece come fede disobbediente e che merita una condanna. Questo potrebbe essere un po' il cappello introduttivo della riflessione di questa sera. Vorrei farvi vedere un breve video che ci racconta velocemente, in pochi minuti, da quello che leggeremo questa sera fino alla fine del libro degli Atti. Prego la regia. Stiamo esplorando il libro degli Atti, scritto da un uomo di nome Luca, come continuazione dell'omonimo Vangelo. Gli Atti cominciano con l'episodio in cui Gesù invia i suoi seguaci ad annunciare la buona notizia del suo regno. Avrebbero cominciato proprio da Gerusalemme per poi raggiungere le altre regioni vicine e da lì fino all'estremità della terra. Ora a Gerusalemme il
loro messaggio fu accolto da molti e respinto da molti altri, in particolare dai leader del Tempio, i quali sono scandalizzati dalla dichiarazione che la storia di Israele si fosse adempiuta nella vita, morte e risurrezione di Gesù. Uno di quei leader, un uomo di nome Saulo di Tarso, aveva lavorato senza sosta per bloccare il movimento nascente, o almeno così aveva fatto fin quando non aveva incontrato Gesù risorto in persona. Quell'incontro aveva trasformato Saulo da nemico di Gesù a messaggero del suo regno. Usando il suo nome romano, Paolo viaggiò per anni in lungo e largo l'impero romano, fondando comunità di Gesù in ogni dove. Uno dei maggiori desideri di Paolo era che tutte quelle comunità diverse si vedessero come un popolo unificato, a prescindere dalle loro differenze. Ebrei e non ebrei, uomini e donne, schiavi e uomini liberi. Gesù stava creando una famiglia unificata di persone, tutte alla pari, che vivevano insieme e obbedivano al suo governo. E questo ci porta alla sezione finale degli Atti. Nel frattempo, a Gerusalemme, dove si era originato il movimento, i seguaci ebrei di Gesù erano stati colpiti da siccità e carestie. Paolo aveva una tale passione per l'unità della Chiesa che decise di intraprendere una grande campagna di raccolta fondi tra le diverse comunità da lui fondate. Insieme a un gruppo di rappresentanti delle diverse comunità, Paolo avrebbe poi consegnato i fondi ai fratelli di Gerusalemme. Ma Gerusalemme non era un luogo sicuro per Paolo. I capi ebrei lo detestavano tanto da volerlo morto. Paolo sapeva di andare incontro a una trappola. Tutti i suoi amici lo pregarono di non andare, ma nessuno riuscì a convincerlo. Perché Paolo avrebbe rischiato la vita per portare quel dono a Gerusalemme? Non avrebbe potuto inviare qualcun altro? Bene, per Paolo si trattava di una questione personale. A Gerusalemme aveva partecipato allo sterminio dei seguaci di Gesù e adesso aveva l'opportunità di servirli. Inoltre era anche il luogo in cui Gesù era stato ucciso. E così per Paolo sarebbe stato un onore soffrire proprio in quel luogo, già teatro della sofferenza del suo re. Paolo si reca a Gerusalemme e, come ci si può aspettare, viene scovato dai suoi nemici. Una folla cerca di ucciderlo, ma dei soldati romani lo salvano e lo prendono in custodia. I capi ebraici accusano Paolo di aver fomentato una rivolta contro Roma, ma non possono dimostrarlo. E i romani non sanno cosa fare del prigioniero. Capiscono bene che Paolo non è un criminale, eppure la sua dichiarazione che un uomo ebreo crocifisso sia il re risorto del mondo decisamente continua a metterlo nei guai. E così Paolo viene inviato da un tribunale all'altro, finché non chiede che il suo caso venga presentato dinanzi alla corte di Cesare, a Roma. E così, felici di liberarsene, lo fanno salpare. Ora, nel corso di questa sezione degli Atti, Luca, l'autore del libro, raffigura la storia delle difficoltà e della prigionia di Paolo, ricalcando lo stile narrativo già usato per descrivere la storia della sofferenza e della prigionia di Gesù nel suo Vangelo. Lo fa per mettere in risalto un punto importante. Quando i seguaci di Gesù seguono il suo cammino, le loro storie cominciano a somigliare alla sua, il che è meraviglioso, ma c'è decisamente un prezzo da pagare. In viaggio verso Roma, la nave di Paolo viene colpita da una violenta tempesta e tutti entrano nel panico. Tutti eccetto Paolo. Si trova sotto coperta e sta distribuendo del cibo proprio come aveva fatto Gesù la notte prima del suo processo. Paolo benedice e poi spezza il pane, promettendo che Dio è con loro nel mezzo di quella tempesta. Il giorno successivo la nave colpisce degli scogli e si arena, ma tutti riescono a raggiungere la riva e a mettersi in salvo. Il che è sorprendente. Tuttavia Paolo è ancora in pericolo, viene condotto a Roma e finisce agli arresti domiciliari. La situazione però finisce per essere poi non tanto male. A casa sua può ospitare gruppi di ebrei e non ebrei e condividere con loro la buona notizia di Gesù, il re risorto. Si tratta certamente di un gesto audace da fare proprio lì a Roma, il luogo simbolo del potere di Cesare che governa il mondo come re. E così troviamo il regno alternativo di Gesù, un regno alla rovescia che comincia a germogliare proprio nel cuore dell'impero più potente del mondo, e tutto per mezzo di un prigioniero sofferente. E con questo contrasto tra i due regni, Luca conclude la sua storia. Si tratta di un'immagine grandiosa, ma poiché la storia ruota intorno alla diffusione della buona notizia fino all'estremità della terra, non dovrebbe dunque continuare. Certamente sì, Luca ha lasciato intenzionalmente il finale aperto. In questo modo i lettori sanno che la storia non si è conclusa e che ognuno può partecipare, ancora oggi, alla diffusione del regno di Gesù. Grazie. Bene, leggiamo il capitolo 21 insieme
e poi faremo qualche considerazione. È molto lungo, però è anche narrativo, pertanto saremo coinvolti. Luca ha questa peculiarità di farci vedere anche i dettagli, e nei dettagli a volte si scopre la peculiarità, la ricerca nella narrazione e la raffinatezza. Pertanto saremo sicuramente coinvolti pienamente. Dopo esserci separati da loro, salpammo e giungemmo direttamente a Kos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, soggiornammo là 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio, poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e salutati i fratelli, restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo da lui. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavano di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto, non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme, per il nome del Signore Gesù». E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegnammo, dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea e ci condussero in casa di un certo Mnasone di Cipro, discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente e il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo aver ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi fra i pagani ad abbandonare Mosè, e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora è inevitabile che molti di loro si radunino, perché verranno a sapere che tu sei venuto. Fai dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro, affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengono dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione». Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con loro, entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Quando i 7 giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendo nel tempio, aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Israeliti, venite in aiuto, questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò ha condotto anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo.
Infatti prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferrato Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito le porte furono chiuse. Mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della coorte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Ed egli presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei, i quali, vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, per cui, non potendo sapere nulla di certo, a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette, per la violenza della folla, essere portato di peso dai soldati, perché una marea di gente incalzava gridando: «A morte!». Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è permesso dirti qualcosa?» Egli rispose: «Sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?» Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città della Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». Il tribuno glielo permise e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò loro in ebraico dicendo: Amen. Se volete sentire quello che sarà il proseguo, dovete esserci anche il prossimo venerdì. Ma prima di fare qualche riflessione, preghiamo insieme. Signore buon Padre, in questa narrazione troviamo anche i passi di Gesù. Troviamo tante cose che sono state vissute anche dal Signore Gesù. Pertanto la vita di Paolo è una vita che segue un modello ed è una vita che è impegnata a fare la differenza laddove c'è indifferenza. Pertanto questa sera la nostra sfida, attraverso la guida potente del tuo Spirito, è cercare di incarnare, cercare di prendere forse solo un piccolo insegnamento, qualcosa che può fare la differenza da questa sera in poi, per renderci alla statura di Cristo, per renderci degli uomini e delle donne che sanno camminare con te. Guidaci, Signore, ammaestraci, Signore, nella bellezza e nella interezza della tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei rileggere i primi 6 versetti. Dopo esserci separati da loro, salpammo e giungemmo direttamente a Cos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. E trovata una nave diretta in Fenicia, salimmo a bordo e salpammo. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, soggiornammo là 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. E quando però fummo al termine di quei giorni, partirmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. 7 giorni a Tiro da trascorrere con i discepoli. Cosa si sono detti? Sicuramente condivisero delle preoccupazioni. Per rivelazione dallo Spirito Santo, i discepoli avvisarono Paolo dei suoi imminenti pericoli a Gerusalemme. Cosa si fa in questa circostanza? Si fa quello che umanamente siamo portati a fare. Ti prego
ti preghiamo non andare, non mettere piede. Quei giorni, quei 7 giorni, possiamo dire, trascorsero. Ma Paolo decise di ripartire insieme a Luca ed altri collaboratori. Luca ci lascia vedere come la famiglia integra pienamente il messaggio del Vangelo e partecipa, si viaggia insieme, si condividono gli stessi obiettivi, come anche si condivide la preghiera, ci si inginocchia insieme. Il contesto ci lascia conoscere anche i luoghi della preghiera, una spiaggia, prima di un successivo viaggio in nave. Ci si lascia con la preghiera e non solo con un saluto o con una stretta di mano. Un addio simile a quello di Mileto che abbiamo visto al capitolo precedente. Sì, lo è. Sapevano tutti cosa sarebbe accaduto a Paolo, ma lui partì lo stesso e loro presero la consapevolezza che l'azione espone a dei rischi. Versetto 7 fino all'11. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide e salutati i fratelli restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo, l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo da lui. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani». Una tappa veloce di un giorno a Tolemaide e poi subito ripartiti verso Cesarea. E l'incontro con Filippo, l'Evangelista, anche qui l'accento è sui figli, anzi sulle figlie. Infatti Filippo aveva 4 figlie non sposate che profetizzavano. La devozione caratterizza la famiglia e poi l'incontro con un profeta sceso dalla Giudea di nome Agabo avrebbe fornito, per rivelazione dallo Spirito Santo, ulteriori dettagli. Paolo sarebbe stato legato e consegnato nelle mani dei pagani a Gerusalemme. Ancora una volta il tentativo di tutti i suoi collaboratori è quello di persuaderlo a non andare. Ma c'è anche la loro rassegnazione in una fiducia più rassicurante. Che bella questa fiducia rassicurante! Sia fatta la volontà del Signore. Se Dio lo ha deciso, chi siamo noi ad impedirtelo? È la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Rileggendo quel versetto 11, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. È un richiamo non al fatto che i giudei lo avrebbero legato fisicamente come Agabo stava cercando di spiegare, ma quanto che i giudei sarebbero stati responsabili nel legarlo del suo arresto che avvenne per conto del tribuno romano. Mi sembra molto la predicazione di Pietro a Pentecoste, molto simile, che voi condannaste. C'è una responsabilità nelle scelte. Versetto 20. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi gli dissero: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te, che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai loro riti. E allora sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Non c'è dubbio che coloro che avvertono Paolo hanno a cuore i migliori interessi e stanno cercando di proteggerlo. Anche i discepoli agivano e reagivano a ciò che Gesù anticipava loro. Molto simili le scene. Chi avrebbe voluto, umanamente parlando, che Gesù venisse condannato alla morte della croce? Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita.
ma quella morte significava aprire un nuovo scenario favorevole all'umanità, celebrare la vita per tutti coloro che avrebbero creduto e ratificava la salvezza a tutti coloro che avevano preceduto Gesù. Mi riferisco al vissuto storico di Israele, quell'Israele caratterizzato da uomini e donne che credettero e il credere fu messo loro in conto di giustizia. Lettera agli Ebrei. Lo stesso è per gli amici di Paolo. Hanno un desiderio, trattenerlo, ma Paolo dovrà andare nella direzione del piano di Dio per la sua vita, in modo tale che questi credenti che lo amano possano abbracciare la volontà di Dio per lui. Com'è la volontà di Dio? Ci dobbiamo chiedere. Umanamente difficile da accettare, ma rimane buona e accettevole. Romani capitolo 12, versetto 2. L'Apostolo Paolo, quando inizierà a dare indicazione sulla vita consacrata, dirà proprio queste parole: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. I rischi di adattarsi, i rischi di vivere una vita conformata e non più ricca di sfide, i rischi di non fare la differenza, i rischi di non cambiare nulla, anzi anche dirsi sono fatto così. La mente va trasformata. Di cosa si nutre la nostra mente? Ciò che attira le persone a Cristo è l'amore. Un amore che si sacrifica e che ci costa qualcosa. Ciò che fortificò Paolo nel suo viaggio fu la comunione cristiana, che assieme ai compagni di viaggio sperimentò in ogni porto. Da qui in poi i viaggi di Paolo sono in compagnia, possiamo dire così? Non solo ci sono i collaboratori, ma ci sono le chiese e le famiglie. Egli fu personalmente scortato dai discepoli da Cesarea a Gerusalemme, dove fu ricevuto calorosamente. Sarebbe esagerato chiamarla un'entrata trionfale a Gerusalemme. John Stott fa questo commento qua. È un po' esagerato dire che lui è entrato trionfalmente a Gerusalemme, ma è altrettanto vero che la sua vita porta delle similitudini alla vita di Gesù. Quello che è certo, dirà John, che l'accoglienza, l'essere accolti, gli dette la forza di sopportare, qualche giorno dopo, il grido della folla a morte. Ora, anche lui ha qualcosa da fare, su espressa indicazione di Giacomo e dei discepoli che erano con lui. Vediamo le cose che deve fare Paolo. Atti 21, 23, 25. Fai dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengono dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Il cristianesimo, cari nel Signore, cari amici, ha l'ambizione, la sfida di unire. Paolo doveva e voleva essere un ebreo leale con gli ebrei e il contatto che lui aveva con i gentili non significava aver rifiutato tutto quello che il mondo ebraico gli aveva consegnato in eredità, purché c'è una condizione: ci fosse in comune tra i due gruppi nuovi principi unificanti che avevano a che fare con il credere che Gesù era ed è il Messia promesso. La salvezza è un dono di Dio a chi crede. È il Padre che ha provveduto a questo meraviglioso piano. Lo ha fatto chiamando a sé un popolo, gli dette delle leggi alle quali dovevano attenersi, e nella rivelazione di Gesù, dato dal Padre, sempre Lui, all'umanità, Egli è la parola data all'umanità, affinché chiunque crede abbia
vita eterna. Sia ebrei e sia gentili avrebbero trovato un incontro, anche nella circostanza della presenza di Paolo a Gerusalemme. La città è ancora una volta un centro unificante tra i due popoli, ma le grida, la rabbia, il rifiuto si lasciano sentire tra le sue vie, perché non si vuole unire, meglio lasciare le cose così come stanno. Gesù visse a Gerusalemme le stesse tensioni. La sensibilità di Paolo sarebbe stata caratterizzata dal lasciare agli ebrei i loro riti senza che pregiudicassero i principi nuovi apportati dal Vangelo, presentati da Gesù, come anche lasciare liberi i pagani da quei riti, chiedendo a loro solo di astenersi da alcune cose. C'è libertà nella diversità. Si può rimanere uniti nella diversità. Insomma, la diversità crea tensione, conflitti, ma pone anche dei limiti affinché non ci sia prevaricazione sugli altri. Paolo ha questa capacità di unificare e armonizzare. Paolo non cerca di chiedere agli ebrei di vivere come i greci, come anche il contrario, insegna solo ad essere sensibili. La sensibilità sembra una virtù sparita. Le parole a volte feriscono, i comportamenti feriscono, andiamo verso il prossimo sempre con una certa prepotenza e pretesa, perché bisogna creare uno spazio dove l'io possa sussistere e alimentarsi dell'altro. La sensibilità che dovrebbe caratterizzarci ci lascia dire la verità con amore, ed è ciò che Paolo sta praticando a Gerusalemme. Paolo intuì che la richiesta di Giacomo aveva un senso, quindi limitò volontariamente la sua libertà per ascoltare le sue indicazioni. Paolo ci insegna la generosità tra gli uomini, una generosità nel dare significato, valore alle idee degli altri e saperle cogliere, indice, come se fosse un termometro di relazioni sane. Nessuno di loro, Giacomo e Paolo, sta prendendo potere sull'altro, anzi si sottomettono all'altro. La vicenda potrebbe distrarci dalle tensioni a Gerusalemme. Potremmo essere solo coinvolti in una discussione, invece siamo arricchiti dal tocco di un uomo come Paolo, che sa armonizzare le sue relazioni nonostante sa cosa gli attende. Ed a questo punto, tra le urla della folla, incatenato dalle autorità romane, che chiede di parlare al popolo, trascinato fuori dal Tempio. Vorrei leggere questa fine sezione del capitolo 21 e qualche versetto del capitolo 22, perché così sarete curiosi la prossima volta di essere con noi. Lo leggo questa sera, lo anticipo e poi andremo avanti al capitolo 22, quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è permesso dirti qualcosa?» Quegli gli rispose: «Sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?» Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E il tribuno glielo permise, e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio parlò loro in ebraico, dicendo: «Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa». Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nelle rigide osservanze della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi». Come lasciarci questa sera? Intanto invitandovi al prossimo appuntamento, nel quale possiamo ancora apprendere ciò che la parola di Dio insegnerà a ciascuno di noi. Ci fu silenzio in quel momento.
Non so se Paolo ha abbassato anche la voce, non lo so. Però spesso alcuni oratori fanno così, abbassano la voce per creare ancora di più un'attenzione. Ci fu silenzio nel momento in cui l'Apostolo prese la parola e pertanto vorremmo, tutti quanti, incoraggiarti a metterti in una situazione di ascolto affinché nel silenzio ci sia conoscenza. Buona serata e Dio ti benedica.